Il preaccordo si debba assolutamente firmare, se si firma, ma non ho motivo di pensare che non sia così, prima della presentazione e dell'inizio della campagna elettorale. Autonomia del Veneto, il governatore Zaia preme l'acceleratore dopo l'incontro di ieri con il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa, annuncia la firma ormai vicina del preaccordo che tra l'altro contemplerà, oltre alle 5 materie già in discussione, sanità, istruzione, lavoro, ambiente, rapporti con l'Europa, anche altre 3 materie che sono lo sviluppo economico, lo sport ed il governo del territorio. Ma la firma, che pare ormai prossima, solleva più di qualche perplessità alla CGA di Mestre, che invita il presidente della regione a riflettere bene prima di firmare. Nelle prossime settimane la preintesa con il governo, perché, continua il segretario dell'associazione Renato Mason, a nostro avviso non ci sono ancora le condizioni necessarie, in particolar modo sui criteri di trasferimento delle risorse da Roma verso il Veneto. Nonostante ai tavoli tecnici il clima emerso sia di serenità e disponibilità, la CGA osserva come il governo non abbia ancora definito la metodologia con cui erogherà le risorse sulle materie attualmente in discussione. Non vorremmo, continua Mason, nel caso fra qualche giorno si firmasse la preintesa, tra l'altro con un governo in scadenza, che la Regione Veneto si prendesse un impegno politico al buio. Sulla questione delle risorse, infatti, ricorda la CGA, al momento le regioni hanno posizioni ben diverse. La Lombardia chiede il superamento della spesa storica, l'Emilia-Romagna la definizione puntuale delle risorse che verranno trasferite, il Veneto invece chiede di trattenere i 9 decimi delle tasse. Di qui l'appello della CGA a Zaia a riflettere bene prima di firmare la preintesa con il governo.